Siamo a Lusia, in provincia di Rovigo, siamo vicino all'argine del fiume Adige. Qui si è concentrato uno dei cantieri tra i più importanti messi in opera dalla Regione Veneto e noi siamo venuti con l'assessore alla protezione civile e all'ambiente Giampaolo Bottaccin a vedere lo stato dell'arte del cantiere. Sostanzialmente si tratta di quella che tecnicamente viene definita una diaframmatura plastica. Sostanzialmente si scava una trincea, un buco lungo tutto l'argine profondo 20-21 metri e poi si riempie con del materiale impermeabile e solido che consente di evitare che l'acqua trafili attraverso l'argine quando c'è una piena. Siccome il tema delle piene è un tema particolarmente importante e noi ci siamo dotati di un piano di adattamento ai cambiamenti climatici messo a punto con l'Università di Padova che prevede centinaia e centinaia e centinaia di interventi. In modo particolare fra questi interventi ci sono anche le diaframmature degli argini, i rinforzi arginali perché una delle preoccupazioni, l'abbiamo visto nel 2010 con l'alluvione che mise in ginocchio il Veneto, è il crollo dell'argine o il trafilamento dell'acqua. Quindi si sta lavorando molto in questa direzione, ma si sta lavorando molto anche con altri interventi di sistemazione delle frane, di sistemazione di altre realtà, quindi pulizia, manutenzione dei corsi d'acqua minori, eccetera, ma anche con i bacini di laminazione, perché per evitare che un fiume crei problemi di allagamento si può agire in due direzioni: rinforzare gli argini, è quello che stiamo facendo per esempio qua, e trattenere la parte di acqua che non sarebbe possibile contenere all'interno del fiume a monte rispetto agli abitati che stanno a valle per alcune ore. Stiamo lavorando molto in questa direzione. In questo caso l'Adige ha avuto una portata molto rilevante anche con l'evento Vaia, si è riusciti a ridurre la portata attraverso il canale scolmatore Adige-Garda che fu aperto con una portata di 350 m3 al secondo proprio per evitare l'allagamento di Verona e di una parte del Polesine. Quindi si lavora in questo sistema molto complicato idraulico del Veneto che presenta in pianura i fiumi pensili. Cosa vuol dire? Che il piano campagna è più basso, lo si vede anche qua, rispetto al livello dell'acqua. Qua in questo caso siamo in presenza di argini alti più o meno 10 metri, che ormai fanno parte del nostro vivere quotidiano, siamo abituati a vederli, sono argini in terra battuta e quindi non creano ormai alcun problema dal punto di vista anche dell'impatto visivo, perché ormai fanno parte del paesaggio, però sono argini che sono opere idrauliche, vanno tutelate, garantite, rinforzate, manutenzionate, eccetera. Questo è un piano organico molto più ampio e interventi come questi, assessore, sono visibili solamente per le attrezzature del cantiere. In realtà poi le opere torna tutto come prima, ma come in questo caso l'argine è rinforzato. Sì, assolutamente sì, oggi siamo qui, stiamo vedendo questo cantiere, ma ne stiamo facendo in contemporanea uno con le stesse tipologie e caratteristiche a Zimella in provincia di Verona, ne abbiamo altri in corso e sono opere appunto che sono fondamentali per evitare che l'argine si rompa. E ripeto, abbiamo visto cosa può creare una rottura arginale e che però non sono visibili. Io credo sia invece corretto che i cittadini sappiano che stiamo facendo questi lavori per la loro sicurezza e quindi ringrazio anche gli organi di stampa che divulgano queste notizie, queste opere che noi stiamo realizzando, perché come diceva lei, nel momento in cui il cantiere è terminato, se uno passa non si accorge che è stato rinforzato l'argine, ma l'argine è stato rinforzato come avete ben testimoniato oggi con le vostre telecamere. Cambiamenti climatici, assessore, la Regione è in campo con progetti ben precisi per monitorarli con tutte le nuove tecnologie. Sì, i cambiamenti climatici ci sono, è un dato oggettivo. Noi in Veneto abbiamo rilevato un aumento della temperatura media negli ultimi 30 anni di circa 1,5 gradi, grosso modo mezzo grado ogni 10 anni e stiamo vedendo quello che comporta. Quindi ci siamo mossi su due fronti, quello dell'adattamento, come dicevo prima, con il piano messo a punto con l'Università di Padova, un piano molto ambizioso, 3,2 miliardi di opere da realizzare, molte delle quali già avviate, e dall'altra parte con
la mitigazione, e anche in questo caso ci siamo avvalsi del mondo universitario, abbiamo definito un piano di tutela e risanamento dell'aria, riduzione degli inquinanti emessi in aria. ISPRA ha certificato che in Veneto c'è stata una riduzione dei gas climalteranti piuttosto rilevante grazie a queste misure, quindi non siamo all'anno zero. Abbiamo un progetto ancora più ambizioso che non avrebbe uguali al mondo, che io chiamo PIMOT, Piattaforma Intelligente di Monitoraggio del Territorio, e che è un progetto che ha lo scopo di prendere tutte quelle sentinelle che ci sono sul territorio, strumentazioni, dati, eccetera, metterli insieme in un unico contenitore e, utilizzando anche l'intelligenza artificiale e le modalità di autoapprendimento ed altro, garantire un sistema di monitoraggio complessivo di tutto il Veneto. Per esempio, noi, credo pochi cittadini lo sappiano, in Veneto abbiamo il monitoraggio satellitare di tutto il territorio, quindi sappiamo se in questo punto è in atto un fenomeno di subsidenza oppure no, se una frana si sta muovendo oppure no, e questo è uno strumento importante. Ma se noi lo uniamo a tutti gli altri strumenti che abbiamo, le portate dei fiumi, piuttosto che la qualità dell'aria, ma anche altri sistemi satellitari che ci dicono, per esempio, se ci sono fenomeni di traffico illecito di rifiuti, insomma, sarebbe uno strumento potentissimo per garantire un miglioramento della qualità della vita per i veneti. Lo abbiamo proposto al governo, al ministro Cingolani, e abbiamo chiesto il finanziamento sul PNRR, e quindi siamo in attesa di una risposta che mi auguro sia positiva, perché sarebbe veramente una cosa che non ha uguali al mondo e che ci porterebbe a essere un'ulteriore eccellenza nel nostro ambito a livello mondiale.